Passarono 9 mesi da quando aveva partito per l'Egitto. 9 mesi. A travagliare notte e giorno. 9 mesi a scommattere chi genti e chi so tante testi. Qua vuole cotta, qua vuole cruda. Alla fine, puttò che cosa pa casa, ma più picca del zocco sperava. Un lungo viaggio di ritorno ci permetteva di svaporare a raggia. Oramai a come fu si consolò, pensando che denaro ne aveva abbastanza per fare le cose più necessarie. La sua casa era una picca fuori del paese, solitaria e con bagno davanti. A sua casa trovavano che da una certa distanza, vicini quanto basta per dare aiuto tutto il bisogno, e lontani a sufficienza per avere la pace e la tranquillità. Per arrivare a sua casa c'era una ciazzera scitta che chiamava una 50 di metri sul stradone principale. Prima di arrivare, azzeccata tanta l'armacia a pesi, c'era una fontana, onde corria sempre una vina d'acqua. Certo, quando era caruso non riusciva a scrosciare, mentre ora ne aveva sempre meno. In ta stagione cauda ne corria appena una pisciatedda. Attaccò lo scecco e finalmente si bippa una volta d'acqua fresca. Aveva una giornata che si arranciava con una brutaglia misante pettole. Fece bere magari un scecco, si inchiù, buttaccio e si ricogliò per casa. Non aveva canciato niente. Il bagno era sempre lo stesso, con filo di robe stennuti e una esterna a pesce che aveva fatto so pace proprio centro. Maria! Maria! Non da risposta. Maria! Ma capace che ne sciù con sua mamma per andare al mercato. Manca aveva finito di fare sto pensieri che sua promessa sposa si presentò fuori da porta, mutanghera e con una veste larga. Maria! Peppino fece per fare qualche passo, ma Ida si votò e se ne trasì un piglietto. L'uomo non si capacitava di quello che stava ammattendo e restò un menzocchiano come un ciuzzo. Maria, ma che ti succede? Era settata a rete un tavolo con gli occhi basci. Non diceva una parola. La picciotta si alzò dopo una picca, ammaccando una vesta sopra la panza, e solo appresso alzò gli occhi e tagliò a quello che aveva diventare suo marito. Maria, come poteste fare questo? Cioè domandò ittandosi sopra una seggia. Ida si avvicinò, muovendo le labbra, ma non ce ne sciano parole. Guardandolo in faccia se ne accorgeva che stava ghiacciando. Poi Ida si assettò sopra i suoi armi, l'abbracciò e ci disse: male n'ha fatto mai in ta mia vita. Male n'ha fatto mai in ta mia vita. E manco stavolta. E va bene, quanto m'ho fatto, ci disse Ido. Ma avevano pigliato, assieme a altri 6 figlioli, per ricamare i tenni du tempio. A un certo punto ne vinne siti e mi mannare a pigliare l'acqua. Arrivata a fontana sento e mi spadda la voce di un picciuttazzo che mi dice: Ave Maria, china di grazia, tu sii benedetta fra le donne. Mi vutai italiano a ritta e a manca, ma non vitta nulla. Scantata allora quando fui attorno a tempio. Passò manco qualche minuto e si presentò un picciotto. Mi pigliò in mano l'ordo di purpura e mi disse: non t'affrontare, Maria. Trovaste grazia un signore e si destinata a partorire un figlio. E un messia tanto aspettato di gente, o salvatore do mondo. A nascere di Dio e il suo nome sarà Gesù. Così ci domandai a lampata: hai cresciuto in mezzo all'angelo e non mi renia conto che ne aveva uno da davanti. Ma come non me ne posso accorgere prima? La sua bellezza non poteva essere cosa di sto mondo. Mi chiamo Gabriele. Come
possibile ciò che dici? A ripigliai, se non conosci uomo. Certe cose sono possibili all'uomini, ma rispondi io. Ma niente è impossibile a Dio. Mastro Peppino tagliava sciammato. Non è cosa facile da credere, Maria. Sì, è per questo. Manco chiddu che t'ammattio quando ti convocaro tempio è cosa facile da credere, se ci contassi a nauso. Sti palore lazzettero. Iddu, discendente della gloriosa stirpe di Davidi, non era capace di intendere i segni di Dio. Dio, che aveva scritto che sopra radica di essi avesse agghiato Messia. L'abbrazzò. Chiddu che di che maniera sapeva sbrugliare ora era avere a che fare con i genti, i sacerdoti per primi. Un angelo di Dio mi venne a visitare, una sua luce chiara, splendente in tale oscuro. Ave Maria, creatura di Dio, la Madre di nostro Signore. Ave Maria, creatura di Dio, salvezza dell'umanità. E chiamano le mie mani per parlare un mistero di un'altra luce chiara che nasce in tale oscuro. Ave Maria, creatura di Dio, la Madre di nostro Signore. Ave Maria, creatura di Dio, salvezza dell'umanità. Ma secondo voi, Mastro Peppino, da notte, ha riuscito a pigliare sonno? O caldo la s'ammarava e si sentia tutto un piccicoso. Si rimaneva in letto senza vento e si rendeva conto bastante viato che non era caldo a farlo sudare, ma da tarma, in ta bucca e l'arma, che mettela come voi, ce lasciava sospetto che caccaduno, fincendo su un anciolo, aveva ingannato a Maria lasciandola incinta. E poi c'era da aggiustare i cosi chi genti e chi sacerdoti. E lo sapevano tutti che aveva mancato per mesi e mesi e o Caruso non potea essere figlio suo. Per questo, pure su suo cuore credi a Maria, aveva pigliato una decisione, magari per salvarci un'onore da povera creatura, o meglio che potea. Domani pensò con cuore che quasi ci sfunnavo petto, magari con sopra da scecche mi ha portato a un paese lontano. E da lassù libera mi si fa la sua vita. Mentre avvampava in sti tormenti, ci calò un sonno leggio che lo portò come un tanacio mondo, onde tutto era alieno e non c'erano peni. Una zinga di luce ci passava un'angaglia da finestra assieme ad una friscanzana, che forse però veniva da una sciangazza di botta vutata male. E una voce che chiamava Peppino, Peppino. Coè, mormorò con gli occhi chiusi. Sogno un anciolo di Dio. Non t'allammagare e non sospettare di Maria. Ida male n'ha fatto mai, e manco stavolta. Chiddu chi giglia in so ventre è opera do Spirito Santo. E quanti sacerdoti non te ne incaricare. Su pace eterna è con voi, che vi posso partere. Sara svegliò a laccia satta
U sudori ci culavan sino agli all'occhi che abbruciavano per questo. Usciato era corto, pantaciava. U tempo di rendersi conto di quello che aveva ammattuto e o bruciore dell'occhio ci passò con un chianto rotto di liberazione.